Noi abbiamo incontrato una squadra che è stata costruita per piani alti, per piani importanti, cioè voglio dire, il Camarat a inizio campionato per la rosa che ha messo su è una squadra almeno da playoff, solo che era un pochino attardata perché qualche risultato che non è venuto, cambio d'allenatore. Oggi si è vista una grande partita, da entrambi i lati si è vista una grande partita perché eravamo due squadre che volevamo ottenere il risultato. Poi non commento i rigori, non rigori, anche perché l'arbitraggio tutto sommato è stato abbastanza in gamba. La Terna non ha sbagliato grandi cose. Poi i rigori, come hai detto te, purtroppo non abbiamo il VAR, non abbiamo, se non li ha battezzato che c'erano, va bene, ci può stare, però guardo alla prestazione e guardo che i miei ragazzi fino alla fine hanno cercato di voler vincere la partita e anche se abbiamo concesso qualche ripartenza a loro, ci poteva anche stare perché ripeto hanno giocatori in avanti abbastanza forti come Pierce, Archen, Osvaldo, poi è entrato Ficarotta, è entrato Lococo, tutti giocatori che saltano facilmente l'uomo, per cui ma non abbiamo mai concesso grandi spazi e soprattutto non abbiamo concesso possibilità di poter battere a rete. Forse le migliori occasioni magari nel finale le abbiamo avute noi, però dall'altra parte ricordiamoci che c'è un bravo portiere che è Dolenti e che in alcune situazioni è stato bravo nei tiri a farsi trovare pronto. Però non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi, anzi gli dico che sono stati bravi e che alla fine hanno cercato di vincere la partita fino alla fine, per cui più di questo che cosa posso chiedere a questi ragazzi? Fino adesso non ho mai parlato degli assenti, però chi è questo allenatore che non parla delle mancanze di Lavardera, Mostacciolo, è rientrato Mineo da qualche settimana dall'infortunio, abbiamo alcuni elementi che sono fuori. In questo momento forse magari nel contesto dei 90 minuti potevano darci una grossa mano, soprattutto gente esperta e che nei momenti di difficoltà se subentravano ci potevano dare una grossa mano, però non mi lamento di chi è entrato, per cui del ragazzino Motisi che ha fatto bene, dello stesso Mineo che ha fatto bene, per cui va bene, dai, rientreranno al momento giusto, stanno lavorando per rientrare al più presto. La di Castelvetrano, l'unica cosa è che guardo sempre, a parte che è una squadra che ha un vissuto calcistico, per cui mi dispiace vedere sempre un campo che non è mai all'altezza della situazione. Di sicuro è una partita ostica e scorbutica, ha perso, per cui li troveremo ancora più arrabbiati che sono nelle bassi fondi della classifica, ma queste sono le partite più brutte da affrontare e noi ci dobbiamo arrivare mentalmente pronti, preparati e sappiamo che si dovrà lottare dal primo al 95esimo, per cui già comincio ad avvisare i miei ragazzi che non è una passeggiata di salute, ma che sarà una delle partite più toste e più difficili da affrontare, perché ripeto, il Castelvetrano ha sempre dato filo da torcere a tutti, anche alle grosse squadre, e per cui dobbiamo farci trovare pronti all'appuntamento. Ritornando un attimo oggi, com'è stato il duello con Cammarata dall'altro lato della panchina? No, i duelli noi li facevamo in campo quando ci affrontavamo da avversari. Lui giocava col Verona, io giocavo col Cosenza, col Foggia, non mi ricordo, ma penso più col Cosenza. Erano bei duelli, perché lui era un attaccante furbo, un attaccante bravo. E dall'altra parte erano bei duelli. Rincontrarlo da avversario invece in panchina ti riporta un po' indietro nel tempo, a 35-40 anni fa, ed è sempre bello rincontrarsi. La cosa bella è che c'è un'amicizia che bene o male calcistica che ci lega, e ritrovarci è stato una bella cosa tutto sommato. E abbiamo duellato anche da allenatori.
adesso c'è la partita di ritorno, ci troveremo lì bravi e pronti sempre all'appuntamento a duellare come vecchi tempi da calciatori. La partenza di Thomas Flores, come l'avete presa? No, siamo contenti che il ragazzo sia andato in una squadra che punta a vincere il campionato, per cui significa che avevamo scelto bene, perché se dopo 3 mesi te lo vengono a richiedere, vuol dire che sia il direttore sia il sottoscritto avevamo puntato bene, per cui ci fa piacere. Oltretutto non potevamo negare la possibilità di andare in una società dove insieme al Marsala che è le 2 squadre che sicuramente lotteranno fino alla fine per vincere il campionato. Non potevamo chiudergli la porta e gli abbiamo dato la possibilità di andare a divertirsi a Licata. Perché malgrado ci sono delle vittime, malgrado ci sono ancora degli episodi in tutta Italia, non soltanto in quello che è successo qui. Noi avevamo qui la ragazza, meravigliosa ragazza Sara Campanella, ma in tutta Italia sta accadendo delle cose fuori dal normale. Sembriamo che siamo diventati un popolo di pazzi, per cui ricordare quello che sono questi episodi, che sono di una gravità fuori dal normale, dobbiamo sempre tenerlo bene in mente, che dobbiamo finirla di maltrattare le donne, di essere, siamo degli umani, non siamo delle bestie, per cui abbiamo l'intelligenza e la ragione, ma ancora continuano ad esserci degli episodi che fanno discutere e soprattutto ancora non riusciamo, ma soprattutto non riescono ad arginare con episodi incredibili.